signore e signori, Mister Mario Da Vinci! Eccolo qui! Tempo d'amore, Salve! tempo di serenate, Tempo di serenate. canzoni per tutti i gusti. Stasera. Bravo! Tempo di serenate di canzoni di Claudio Villa. Puntata dedicata a Claudio Villa, puntata dedicata alle serenate di Claudio Villa, cantate attraverso la tua voce e attraverso i ricordi che tu, testimone, ci puoi dare a noi, a me e al pubblico da casa. Claudio Villa, eccolo qui, foto di Claudio Villa anche con tuo figlio giovanissimo Sal, ecco qua Claudio Sal Villa. con i capelli lunghi, vedi? Passavamo nel camerino del Politeama, sì. Claudio, la figlia di Mario, sarebbe Bruna Gaeta Catalano, e un Mario Da Vinci anche i capelloni, vedi? Vabbè, ma ancora adesso sei capellone. Sì. Senti Mario, allora, ricordiamo questa tua tournée con Claudio Villa quando in America andavate a cantare nei grandissimi teatri a San Francisco. Io prima mi hai raccontato c'era un'orchestra fantastica, però Claudio Villa, Sì. Claudio Villa però, oltre all'orchestra, cantava anche con le basi. L'hai letto nel libro? Sì. Sono aneddoti Sì. meravigliosi perché allora Claudio in quell'epoca già era modernissimo perché Sì. Claudio è stato sempre un moderno. È vero. Allora portava un registratore Revox. Sì. a un certo punto con le bobine con le basi sopra. A un certo punto io trovavo l'orchestra e cantavo con l'orchestra. E lui arrivava, Villa Metteva il suo registratore così come sto adesso seduto, lui cantava premeva il e tasto. magari pigiava sulla lui. canzone che lei ci dice non pensare a me Certo. o altre canzoni che cantava lui. E il pubblico? Mon amour my love, mi ricordo. Allora sto pubblico che io avevo cantato prima di lui chiudeva la serata certo, e questo avete... pubblico dalla sala faceva Claudio, ma che fa? Il ragazzo ha cantato con l'orchestra e tu canti in playback. Pensavano che cantasse in playback e lui doveva dimostrare. Faceva capire perché allora certo. queste cose non le conosceva il non erano pubblico abituati. che potesse cantare certo. su faceva capire basi. che erano le basi lui e che metteva lui il naso, partiva la musica, diceva guarda che questa è la musica, io ci canto sopra e così doveva fare lo spettacolo tutte le sere. Era una guerra con lui e il pubblico. Beh, certo, è vero, sempre moderno, lui lo ricordiamo, chiaro. Motociclista, quindi sempre... Ma lui voleva fare tutto perché Claudio era un grande. Veramente, il reuccio della canzone italiana. Noi in questa puntata ci occupiamo, come ho detto all'inizio, delle serenate. Ecco, lui ovviamente romano aveva anche una grandissima attitudine alle serenate, agli stornelli, un po' come anche noi napoletani. Te di serenate. Ma lui era napoletano di adozione, perché vero, Claudio, apro e chiudo la parentesi, due autori napoletani, Acampora De Crescenzo, autore di Luna Rossa, De Crescenzo, autore di Vierne e tante altre canzoni, Vincenzo Acampora. Nel 48-49, se non erro, non vorrei sbagliare, lo andarono a prendere a Roma e mi sembra che lui cantasse a Trastevere, sì, lui era diciamo nei migliori locali che stavano lì. E a un certo punto dissero ti portiamo a Napoli e ti facciamo questa piedigrotta, ti facciamo cantare in questa nostra piedigrotta a Campora De Crescenzo. Sì. E allora lui disse che devo cantare? Passando rindovico buon consiglio di mi hanno sparlato tutto quanto. Calamita d'oro, perché fu il primo interprete in questa piedigrotta cantando questo brano napoletano che poi vi faremo sapere e ascoltare in seguito in altre puntate. Vabbè, lui era legato a Napoli, tra l'altro, devo dire anche Luna Rossa poi ma anche attraverso anche i rapporti con il suocero Baldi, no? Quindi poi a Napoli Franco Baldi purtroppo non c'è più, impresario famoso anzi saluto la figlia di Franco Baldi che poi sposò Claudio. Ciao bella, e fece scalpore, un matrimonio che fece scalpore, certo. Senti, allora cominciamo questa puntata dedicata a Claudio Villa e alle serenate
appunto, come hai detto tu, attraverso, diciamo, Napoli, perché parliamo dell'isola di Capri e parliamo di questa canzone che fu un grandissimo successo, Sotto il cielo di Capri. La ascoltiamo dalla voce di Mario Da Vinci e anche dalle immagini di Claudio Villa e di Capri. Prego, regia. Qui sotto il cielo di Capri, com'è bello sognare, mentre mormora il mare. Qui tra spalliere di rose e di glicini in fiore, paradiso e l'amor. Qui la vita, un'azzurra leggenda ti pare, tu dimentichi tutto il soffrire e dall'onde nel chiaro lunare ti fai cullare. Qui sotto il cielo di Capri voglio vivere e amare, tutto il mondo scordar. Qui sotto il cielo di Capri, com'è bello sognare, mentre mormora il mare. Qui tra spalliere di rose Qui la vita, un'azzurra leggenda ti pare, tu dimentichi tutto il soffrire e dall'onde nel chiaro lunare ti fai cullare. Qui sotto il cielo di Capri voglio vivere e amare, tutto il mondo scordare. Qui sotto il cielo di Capri che gioia, Capri! sotto il cielo di Capri quanti amori sono nati. Ci hai fatto sotto sentire questo cielo. l'odore dei limoni di Capri con questa canzone eccezionale, bellissimo. Allora, Claudio Villa, quante cose potremmo dire su Claudio Villa. Claudio Pica, nato in un anno, il 1926, il primo giorno dell'anno. Lui nacque... Il re delle serenate. Il re delle serenate. Noi per l'appunto, tra l'altro, parliamo di serenate in questa puntata e di quante serenate che hai fatto tu. Ecco, vediamo tra l'altro, ecco, questo è un film, Serenata Amara. Amara, sì. Tanti film ha fatto anche Claudio Villa, ecco, noi vediamo adesso... Io da ragazzino andavo sempre, non appena mettevano un film nuovo di Claudio, stavo io seduto, anche se non avevo i soldi, mi pensavo a vedere... Fontana di Trevi, eccola qua. Ecco. Che guardavo la porta. È bellissimo, film simpaticissimi, allegri, spensierati. Anche Fontana di Trevi. Fontana di Trevi, sì. Senti, parlavamo di serenate, tra l'altro mi piace sempre, ho attinto dal tuo libro tantissimi aneddoti. Io è un libro che se trovate in giro ve lo consiglio perché chi ha vissuto quell'epoca può riviverla, chi non l'ha vissuta può conoscere un'epoca diversa ma bella. Le serenate, la serenata che tu facesti a tua moglie, la signora Nina, che salutiamo, io colgo sempre l'occasione per salutarla, signora. Ti ringrazio fantastica. anche a te e a tutta la tua famiglia. Grazie, un saluto alla signora e una storia bellissima
con la signora anche attraverso una serenata. Sì, io ero ragazzino, Dai, un dillo. quindicenne, sedicenne, ma non mi ricordo bene. Scusatemi, stavamo negli anni 50, Sì. fine anni 50, io ero fidanzato e con tutti i miei amici per conquistare questa ragazza, Brunetella, insomma lei era una sartulella, allora le ragazze andavano Certo. a lavorare, la prima cosa facevano i sarti, Sì, insomma. anche mia madre. E faceva quindi, la sarta, e allora sempre, sotto questa finestra, questo balcone, Qual è la serenata che cantasti? e no, e quella era una canzone napoletana, Sì. ovviamente. Ma non io tempo più di essere nato, se non facesse ridere chissà quanta persona. Si chiamava Senza Guapparia. Perché Senza Guapparia? Perché erano scritte queste serenate, Sì. così, insomma, così dolci, così belle. E quindi conquistavo il cuore di mia moglie che poi me la sposai nel 62. Ma la cantavi solo con la voce o venivi anche No, a accompagnato? cappella, cantavo, così. senza orchestra e senza niente. Non avevi- Sotto il barcone, proprio per conquistare sta ragazza. Non avevi nemmeno una chitarra vagabonda? Beh, la chitarra vagabonda è venuta dopo, ma io ero più vagabonda della chitarra. Sì. Senti, noi chi ha fatto la cortesia di seguirci, magari in altre puntate avrà già visto che con un po' di scherzi tecnici ogni tanto proviamo a far cantare Mario con l'artista di turno. Ovviamente parliamo di Claudio Villa. Questa canzone Chitarra Vagabonda la facciamo cantare inizialmente dal reuccio Claudio Villa e poi dopo entrerà la voce fantastica di Mario Da Vinci. Chitarra Vagabonda. Prego Claudio Villa. Una chitarra suona nella notte, cantando va dicendo amore, amore. La porta non si apre del balcone, un cuore sta morendo per una donna e sento l'eco delle mie parole vanno all'orecchio del mio grande amore e a lei sussurra svegliati, oh Madonna, un cuore sta morendo per una donna. Stringi la forte a te con una scusa, vado con la chitarra e chiedo scusa. E se si affaccia lui non dirgli niente, digli soltanto che era un vagabondo, il cuore non mi regge, oh mia chitarra, nessuno mi vuole bene, tu sola al mondo, e sento l'eco delle mie parole che va all'orecchio del mio grande amore e a lei sussurra svegliati, oh Madonna, un cuore sta morendo per una donna. Stringilo forte a te con una scusa, vado con la chitarra e chiedo scusa.
Chitarra vagabonda, firmata Mario Da Vinci, ma firmata anche Claudio Villa. E la vediamo la firma di Claudio Villa, perché è presente nel tuo libro con una dedica che vorrei che potresti leggere tu, ecco. Come c'è scritto? Che ti dice Claudio Villa? Grande artista, grande amico, io non leggo da qua, ma potete dare a tutto schermo, per favore, regia? Eccola qua. La leggi? Grande come pochi al mondo, Ecco. amico ed artista di grande valore, Claudio Villa. Questo noi lo sapevamo, sei un artista di grande valore, attestato però da Claudio Villa e attestato anche da dei gemelli che tu sempre porti al polso nelle occasioni importanti. Sì. Noi ti ringraziamo. Sono stati da portafortuna, sai? Credo Che di sì. perché poi dopo ho girato dei film, ho girato con il mio spettacolo, con Sal in tutta Certo. Italia, in Australia, in America, in Francia, in Inghilterra, in Spagna, insomma, e continuiamo ancora. Lui in teatro, io giro il mondo intero, certo, attraverso la canzone italiana. E facciamo girare attraverso te anche la testa dei nostri telespettatori, perché credo che si sogna con queste canzoni. Ecco, lì vediamo un'altra foto con la firma per l'appunto di Claudio Villa. Serenate, puntata dedicata alle serenate. Io voglio ricordare anche una parte iniziale della tua carriera, quando con le serenate tu ci avevi a che fare molto spesso, perché poi hai iniziato facendo un mestiere fantastico che è quello del posteggiatore. Vorrei vedere questa fotografia di quando vinse Sì. Claudio Villa in Modugno, perché Modugno scrisse una canzone, se non erro, Addio, addio, Sì, addio. e Claudio ne fece un suo capolavoro. Da quel momento, se non erro, Modugno non volle cantare più questa canzone, ne fece un'interpretazione personale, Claudio, che girò il mondo intero con questa canzone. Tu Certo. ti ricordi? Addio, addio. Senti, poi c'era una rivalità eccezionale, incredibile tra ne fece un questi artisti. suo Un cavallo di battaglia. Sì, E certo. Modugno si soffriva. Certo, l'ha scritta lui. Perché poi lui era l'autore della canzone. Si rovinò con le sue mani, ecco, praticamente. Senti Mario, io ricordavo quando facevi il posteggiatore, le fantastiche serenate, quando inizio di carriera tu con musicisti. No, io da ragazzino, ovviamente, io canto dal 1953, avevo i pantaloncini corti, debuttavo al Teatro Apollo, che stava proprio in piazza Garibaldi, in una traversa, che oggi non c'è più, e a un certo punto cantavo, sponsori, sai, le feste di piazza, insomma, incominciavo a muovere i primi passi, certo. E con questa innamoratella, che era mia moglie Nina, lei era gelosissima come lo ero io e lo sono ancora, come anche lei oggi, che se si perde questo fatto, e questo è il finita segreto con la vita. del vostro A amore. un certo punto io gli dissi: ma non ti preoccupare, noi ci sposiamo, ma non ti dimmi i soldi per sposare, come facciamo, come non facciamo, certi, non ti preoccupare, vado a lavorare, invece di andare, tu vuoi che non canto più. Sì, ma come facciamo? Non ci sposiamo più, certi, e come facciamo se non vado a cantare? Allora, per spronarla, disse lei: vabbè, allora fai come vuoi tu. E andai a cantare e mi misi in un'orchestra, diciamo, caratteristica. Allora, diciamo, la posteggia si faceva con 10-15 elementi a Santa Lucia, certo. e debuttai proprio da Ciro, poi passai, era una tournée a Santa Lucia, ma questo durò per 5-6 mesi. Quindi ragazzino, andai da Ciro a Santa Lucia, poi passai alla Bersagliera, poi passai al Transatlantico, dove c'era un grande cantante che diciamo faceva la posteggia con grande orchestra. È vero. A un certo punto era Giorgio Schottler, uno dei grandi di allora, e io poi ebbi una scrittura con la Combo di Milano, sarebbe Fonodisco Trevisan Fonit. Quindi andasti a Milano? Con Gordy Grammer, sì, me ne andai dal locale, andai a Milano. Scappasti e feci a Milano. il mio primo disco, mi ero l'affortunato, tutti i venivano appuntamenti che E poi ti canteremo diedero la durante i bellezza, nostri una cifra spettacoli. all'epoca di 500.000. A un certo punto gli disse a mia moglie: guarda che fra un anno
noi ci sposiamo, ma noi non teniamo i soldi, non ti preoccupare. Beh. Io andai a Roma, me ne andai a Roma con Pagano, il papà di Angela Pagano, che erano due grandi attrici. Sì. A un certo punto, e un violinista che suonava tipo sciascia, era un virtuosismo, Sì, un virtuoso del violino. Con il violino, era virtuoso, diciamo, che veniva da Cerreto Sannita. Allora si chiamava Luigi. Allora andammo a Roma, alle terme di Caracalla, dove c'era Ferruccio Tagliavini. E lì? Da quel momento in poi, a un certo punto, io feci i soldi per sposare e nel 62 portai mia moglie, dopo un anno di sacrifici, all'altare, e facemmo lo sponsale al Transatlantico, dove io cantavo. E cantasti ovviamente anche nel tuo matrimonio. Beh, chiaro. E lì? Quindi allora, io c'ho un filmino che c'ho un filmino del 62 che non c'era nemmeno la voce. E me lo fece, film muto. Me lo fece un ragazzo che io voglio bene ancora, era Peppino Maraucci. Lo vedremo in una prossima puntata. Ciao dai. Peppino, Questo reperto. Senti, e quindi ci fu... E poi sposai, e poi sono nati 6 figli, poi c'ho 12 nipoti, e la vita continua, e poi girai il mondo intero. Però voglio dirti che con la canzone napoletana. Lì facesti l'ultima serenata, l'ultima serenata... L'ultima serenata, dice, aspetta, poi facciamo la serenata e poi ci sposiamo. E sentiamola quest'ultima serenata dalla voce di Mario Da Vinci. Per quello che mi hai detto, per quello che mi hai fatto, di questo grande amore poco nulla ci rimarrà. Io porto in te l'affetto, io non divento matto, e tutto il malumore molto presto mi rimarrà. L'ultima serenata non è per te, l'ultima serenata che male c'è. La voglio improvvisare alla biondina che sta lassù, la voglio far sentire a chi mi aspetta da un anno e più. Forse la mia canzone le piacerà, forse la sua passione m'accenderà, e se va tutto bene un altro amore nascerà nel cuore mio, nel cuore mio. La bionda è un'altra cosa, mi fa salire in casa, su via non t'arrabbiare se con quella ti tradirò. È tanto più graziosa e tu sei persuasa, e non a lungo andare certamente la sposerò. L'ultima serenata non è per te, l'ultima serenata che male c'è. La voglio improvvisare alla biondina che sta lassù, la voglio far sentire a chi mi aspetta da un anno e più. Forse la mia canzone le piacerà, forse la sua passione m'accenderà, e se va tutto bene un altro amore nascerà nel cuore mio, nel cuore mio. L'ultima serenata non è per te, l'ultima serenata che male c'è. Forse la mia canzone le piacerà, forse la sua passione m'accenderà, e se va tutto bene un altro amore nascerà nel cuore mio, nel cuore mio. È bellissima l'ultima serenata. Senti, io ti faccio una domanda
un po' tecnica, però mi viene. L'impostazione del canto sulla serenata è diversa rispetto a... Viene cantata con un fil di voce, come viene? No, guarda, la serenata... Ecco, c'è tutta la passione di conquistare questa donna amata, certo. E dall'altra parte, se lei corrisponde, se no ti arriva un bello sicchio d'acqua in capita. Allora tu perché dovevi gridare? L'ultima serenata non è per te, vedi? L'ultima serenata che mare c'è, insomma, eccezionale. allora ti aspettavo un bel bacio dall'altro, oppure un bello sicchio d'acqua. Ma io penso che tu secchi non hai mai avuto, secchi d'acqua con quella voce non penso che si potevano mai avere. Villa invece appunto aveva forse un'impostazione diversa, era un po' più sottile, no? Era un po' più soffiata forse la sua voce. Lui, diciamo negli anni 50 lui cantava diversamente, esatto. Ecco, tutto sospirato, Ecco. tutto a falsetti, insomma, e poi dopo cacciò un vocione fuori, insomma, sì, nella seconda parte. Che poi conosciamo benissimo è vero. che cosa è stato e che cosa era. Per esempio Luna Rossa c'è un aneddoto tra lui e Alberto Berri, un altro grande artista napoletano. Certo. La festa di Porta Capuana, allora Berri chiudeva il primo tempo, lui il secondo tempo, oppure viceversa. Berri chiudeva, Alberto Berri, perché Enzo Berri era presentatore, sì. Che noi Berri. conosciamo benissimo, purtroppo non c'è più. Alberto Berri, sì. E allora a un certo punto si sfidavano questi due personaggi, allora Luna Rossa la faceva a Berri nel primo tempo e lui la faceva nel secondo tempo. La stessa canzone. Viceversa della festa di Porta Capuana, che era un festival allora, certo, ecco, certo. la grande 100.000 persone. Allora Berri faceva il suo finale, Luna Rossa, non c'è col filo di voce. Ci manderemo la nota in giù lungo. Claudio Villa. Arrivava Villa. Allora, non c'è Dormiva, aspettando che finale. Si faceva all'alba a aspettare i finali. E il Cugio e Fierri di casette, come diceva, si rivoluzionava la piazza. Chitarratella, dai regia, sentiamole un'altra. Un'altra gemma preziosa che fu lanciata questa canzone. Una stella d'argento di cade dal manto, mi brilli sul cuore, mentre mille rose di raso schiuderanno sorprese le bocche desiose di baci d'amor. Chitarratella, sveglia core, chitarratella, vuoi dirlo per favore alla mia bella? Ho preso appuntamento con la luna, ho pronto sulla strada il calessino, ho aperto il cancelletto del giardino, su canta insieme a me. Ti voglio bene, svegliala, la mia bella, sveglia core, chitarratella. Se il balcone si schiude, se il cuore non ode che l'ansia del cuore brilla sopra questa chitarra,
che rimane per terra e dall'alto sussurra soccorri all'amor. Ho preso appuntamento con la luna, ho pronto sulla strada il calessino, ho aperto il cancelletto del giardino, su canta insieme a me. Ti voglio bene, sveglia la mia bella, sveglia core, chitarratella, chitarratella, chitarratella. Mamma mia, eccezionale, grandissimo pezzo. Voglio dire una cosa grandissima voce. importante all'indirizzo di un fiorentino che negli anni 40 e 50 era uno dei più grandi, è stato il caposcuola, ecco, diceva Villa, diceva Narciso Parigi, Sì. Luciano Virgili, che venivano da quella scuola di Carlo Buti, uno dei più grandi cantanti che abbiamo avuto anche a Napoli, perché anche lui era di adozione napoletana, insomma, anche Beh, un fiorentino questo- cantava con grande impeto e voce. Beh, questo fa capire quanto studio c'è dietro a Erano una i carriera. cesellatori delle... È vero, guarda è che vero, loro è vero, cantavano con cesellatore. la bocca è grande, loro cantavano così. Sì, è vero. Chitarratella, Sì, a bocca chiusa. sveglia core, chitarratella. Sa, con questo... Certo, uso un così, musillo. sì, Un sì. musillo. E Claudio diceva è stato uno dei grandi ed è stato anche il mio maestro. E questo diceva per l'appunto quando... Bisogna ricordare questi grandi artisti. vanno ricordati, e noi stiamo cercando nel nostro piccolo, almeno io parlo di me, di noi, tu nel tuo grande attraverso i dischi che hai inciso con queste canzoni. Però io ti vedo, ecco, anche da lontano che tu parli con la lacrimuccia, perché tu bravo, hai ragione. c'hai i sentimenti buoni, beh. sei un conoscitore e sei un artista. Ma e devo dire, io l'ho detto anche Signore, in un'altra questo puntata. signore che parli, io lo voglio dire, se no lo posso dire? Beh, c'è scritto nel nome all'inizio. Fuori vabbè. campo, Fuori campo. è il grande Lino no, D'Angiò. per carità. No, devo Io dire, farei un grande applauso dalla regia a lui. troppo buoni, Grazie troppo buoni, Carmine. troppo buoni. È un Giordano. piacere. Io dicevo, l'ho detto in un'altra puntata, un po' c'ho una mia passione per questa musica, però per tante cose che non conoscevo io ti ringrazio, perché grazie a queste puntate le sto conoscendo, e quindi questo già è un grande scopo raggiunto. Senti, parliamo di un'ultima canzone in questa puntata dedicata alle serenate. Parliamo di Serenata Celeste. Serenata Celeste faceva parte anche di un film che andiamo a vedere adesso. Senti. Va, serenata celeste, celeste come gli occhi di una donna, che rassomiglia tanto a una Madonna. Scusami Mario, perdonami e perdonami Claudio Villa se oso interrompere, però visto che mi hai citato e hai detto chi sono, e quindi chi mi conosce sa la mia estrazione un po' più comica, dopo tutte queste serenate cantate così, ti posso far sentire una serenata, questa Serenata Celeste, fatta da un altro grande romano, Gigi Proietti, Grandissimo attore. che in una trasmissione di Renzo Arbore dedicata al compleanno della radio fece una sorta di parodia di questo modo di cantare di Claudio Villa, proprio di Serenata Celeste. Ascoltiamolo. Però io voglio farti cantare con Proietti, se la regia può, chiudiamo questo gioco
tra Mario Da Vinci e Gigi Proietti. Sentiamo Serenata Celeste fatta da Gigi. Serenata celeste, celeste come gli occhi di una donna che rissomiglia tanto a una Madonna. Hai saputo acquieta un cuore che non ha scordato i sogni d'oro che non ha sognata. Fa tanto male la malinconia da quando l'amore mio non è più mio. Che sai quanto soffro e sono triste, di soltanto il pianto che mi costa. Serenata celeste, questa è un po' la Sergio Bruni. Mi perdoni se ti ho fatto... Che mi hai combinato, ma sono felicissimo Grazie. di aver visto questo grandissimo attore. Beh, l'allegria ci vuole, anche vuole. le serenate vanno cantate così. Serenate e l'allegria c'è stata con la tua voce fantastica. Io do appuntamento, anzi dai tu appuntamento ai nostri telespettatori per una prossima puntata. Quindi prego Mario, un saluto finale. Niente, ne sono fiero e felice di aver cantato ancora una volta per il grande Claudio Villa e per questo pubblico stupendo che io spero che ci possa apprezzare durante queste nostre stupende puntate. Ciao a tutti. Grazie.